TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Una nuova sede operativa centrale per la Confesercenti Metropolitana Venezia a Rovigo sono stati infatti ufficialmente inaugurati questa mattina all'interno della splendida villa Cecchini Morosini in via Milanese a Mestre i suoi nuovi uffici. Il taglio del nastro è stato anche l'occasione per l'associazione che conta oltre 2000 aderenti e 7 diverse sedi sul territorio per presentare i suoi nuovi vertici. Il presidente Lorenzo Vallese e i due vicepresidenti Vittorio Ceccato, vicario, e Angelo Zambrotta. La nuova sede di Via Milanese sarà il punto di riferimento per l'intera associazione, che vanta nell'area veneziano-polesana complessivamente 7 uffici, che occupano una settantina di addetti, con l'obiettivo di essere vicino alle proprie aziende in tutte le fasi della loro attività. Ed è stata aperta questa mattina alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia Francesca Zaccariotto la nuova rampa per l'abbattimento delle barriere architettoniche sul Ponte Piccolo alla Giudecca. La realizzazione della rampa, spiega l'assessore, è stata fortemente voluta dai giudecchini e segna il primo passo verso una maggiore inclusività sia per l'isola che per la città di Venezia. La nuova rampa, progettata secondo i criteri di quelle realizzate alle Zattere, è stata migliorata per ottimizzare la manutenzione a lungo termine. L'intervento, sottolinea Zaccariotto, ha richiesto tempi più lunghi del previsto, in quanto ha comportato anche la manutenzione dei sottoservizi acqua, gas e fibra situati sotto il ponte, un lavoro essenziale per garantire la sicurezza e la funzionalità dell'opera. Con la conclusione di questo progetto, il Ponte Piccolo è ora completamente rinnovato. E ARPAV comunica che a partire da domani, giovedì 28 novembre, scatta il livello di allerta 1 arancio per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio del comune di Venezia, che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10. Si tratta di una misura definita in base all'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web dedicata oppure il canale Telegram @allerta PM10 Venezia. È stato eletto ieri sera durante l'assemblea dei giovani impresa di Coldiretti Venezia, riunita nella sede provinciale a Mestre in via Torino 180/A, Nicolò Cogliotassis, 22 anni, di Torre di Mosto, studente di enologia ma già coadiuvante nell'azienda vitivinicola biologica di famiglia. La passione per l'agricoltura la respira fin da bambino, tanto da scegliere dopo il liceo un indirizzo specifico. In azienda il suo ruolo è già definito, essendo Nicolò appassionato di tecnologia, con particolare abilità nell'utilizzo dei droni. Si occupa di controllare e monitorare i vigneti in modo accurato e grazie alla tecnologia più efficiente. È così, dice Foliotassis, che cerco di contribuire concretamente alla crescita dell'azienda. L'innovazione mi aiuta a migliorare la qualità del prodotto e ridurre al minimo l'impatto ambientale. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.